Buona giornata da prealpina.it. Allarme nei boschi del Monte Venere. I vigili del fuoco del Comando Provinciale di Varese sono al lavoro da ieri sera per domare le fiamme nella zona di Maccagno Inferiore. Il forte vento ha aiutato il fuoco a propagarsi e il rogo ha raggiunto alcune baite abitate. Gli occupanti per sicurezza hanno trascorso la notte a valle. Le operazioni di bonifica sono tuttora in corso. Veniamo a Gavirate, dove crea nuova apprensione la notizia che le autorità turche abbiano liberato un capo milizia siriano indicato come uno dei sequestratori delle due volontarie italiane Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, rapite in Siria nel luglio 2014 e poi liberate nel gennaio dell'anno successivo. Lo sceicco siriano Hussam Atrash è stato rilasciato da un carcere turco in cui si trovava dal febbraio dello scorso anno, accusato di aver avuto un ruolo di spicco nel rapimento delle due italiane e di averle poi vendute ai miliziani qaedisti nella regione siriana di Idlib. Secondo fonti siriane, 5 degli 11 milioni di dollari del riscatto sarebbero finiti proprio nelle tasche di Atrash. Ed eccoci alla pagina Covid. La nostra provincia, con ATS Insubria, effettua il 20% dei tamponi che si processano in tutta la Lombardia. Questo permette di fotografare l'infezione ed è l'unica arma che abbiamo, dicono i vertici dell'Agenzia della Salute, e la rincorriamo in modo forsennato. Mentre sul territorio si confida in un calo dei contagi, ieri scesi nel Varesotto a 657, l'ipotesi di allentare le misure di restrizione per salvare gli acquisti di Natale rischia di avere un prezzo altissimo, anche in termini di vite umane. A dirlo è Fondazione Gimbe, secondo la quale bisogna insistere con il lockdown già impostato e aspettare che il contagio rallenti e quasi si estingua, sperando che l'arrivo del vaccino scongiuri una terza ondata. Una notizia che in quest'ambito inorgoglisce il territorio arriva dall'OMS. Walter Ageno, direttore del Dipartimento di Emergenza e Urgenza della SST Sette Laghi e docente all'Università dell'Insubria, è stato chiamato a far parte dell'Advisory Group Covid-19 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta mettendo a punto i protocolli curativi contro il coronavirus. Ageno, che è responsabile del pronto soccorso all'ospedale di Circolo di Varese, si occuperà in particolare delle terapie legate alle gravi alterazioni della coagulazione provocate dall'infezione virale e dalla reazione immunitaria indotta dal virus. E per chiudere, un breve accenno ancora alla cronaca: fa discutere a Busto Arsizio l'idea di chiudere al traffico Piazza Garibaldi e un tratto di Piazza Trento e Trieste. La società Tau, incaricata dal Comune di programmare il piano del traffico, suggerisce questa soluzione già emersa in passato e fonte di aspre polemiche. Ampi servizi e approfondimenti nel quotidiano di domani. Prealpina.it vi ringrazia di aver seguito questa edizione, vi dà appuntamento alle 19 e vi augura buona giornata.